Secondo gli esperti, questi sono i giorni più caldi destinati a battere ogni record per il mese di giugno. Oggi la colonnina di mercurio a Treviso si è fermata a 35 gradi, ieri nel capoluogo della Marca si sono raggiunti 38 gradi. A dimostrazione della calura intensa della giornata di giovedì, gli interventi da parte della SUEM che sono aumentati del 30% rispetto alla media giornaliera, 40% in più invece di chiamate al 118, passate dalle 250 che si registrano mediamente alle quasi 400 di ieri. Circa 100 interventi più o meno sono stati fatti proprio presso il domicilio delle persone che chiamavano, ma altresì sono state condotte missioni di soccorso per malori che si sono verificati appunto per strada, all'interno delle auto, in posti pubblici, all'interno dei luoghi di lavoro. E stava proprio lavorando in un cantiere a Susegana l'operaio di 44 anni di origini romene che ieri probabilmente a causa di un colpo di calore ha perso i sensi cadendo a terra, trasportato all'ospedale di Conegliano in gravissime condizioni. In generale comunque molti degli interventi del SUEM hanno interessato pazienti con fragilità pregresse. Vuoi legata all'età o alla presenza di patologie soprattutto respiratorie o cardiache croniche che con l'esposizione al caldo per più giorni possono scompensarsi. La giornata più difficile sul fronte caldo dunque è stata quella di ieri, quando in generale nella Marca le temperature hanno sfiorato i 40 gradi. Con un disagio fisico elevato sostenuto dalle temperature sopra la media, dall'assenza di ventilazione, da un alto tasso di umidità. Oggi temperature lievemente in calo e una maggiore ventilazione hanno migliorato la situazione, ma rimangono comunque superiori alla media giornaliera gli interventi del SUEM e le telefonate, già un centinaio alle 16, soprattutto per colpi di calore, traumatismi dovuti a caduti in strada a causa di malori. In questi giorni sono stati potenziati in modo strutturato i mezzi impiegati per il soccorso. Restano validi i consigli di sempre. L'USL 2 ha provveduto già nei giorni scorsi a distribuire anche nei posti di lavoro una vademecum con le giuste condotte da adottare per non incorrere in problemi fisici.